Si erano lasciate un paio di stagioni fa per ritrovarsi qui. L'Acti Network aveva fatto prima, il TD Santa Marinella l'ora raggiunta nella Serie C1 Girone A. Questa è la quarta giornata dal CUS Viterbo. L'Acti Network ospita il TD Santa Marinella. Saluto a centrocampo con il direttore di gara da parte dei due capitani e noi andiamo a leggere le formazioni con le quali mister Salvicchi e mister De Santis si presentano a questo quarto appuntamento della Serie C1. Entrambe le squadre viaggiano in terza posizione a pari merito a 7 punti con lo stesso score di 2 vittorie, un pareggio e 0 sconfitte, iniziando dai padroni di casa dell'Acti Network con il numero 12 Carlo Sambuci, 4 Jordi Hernandez, 5 Pablo Sanchez, 8 Jorge Perez, 9 Mariano Pego, 10 Diego Lopez Vasquez, 11 Omar Iglesias, 21 Simone Dorazio, 22 Alessandro Feliziani, 24 Oscar Perez Garzia, 27 Tiago Ferreira, risponde il TD Santa Marinella col numero 2 Emanuele Arduini, 3 Davide Frusciante, 5 Simone Tangini, 7 Davide Cerrotta, 8 Fabrizio Fattori, 9 Marziano Piovesan, l'ex della gara, 10 Giordano De Fazzi, 11 Alessio Donati, 12 Francesco Contino, 18 Damiano Leone, 19 Luigi Arnanno, in porta c'è il numero 20 Rolando Sandoval, Rocchetti in tribuna per la regola degli under 21 da schierare. Finisce quindi in tribuna l'esperto portiere del TD Santa Marinella. Calcio d'inizio che sarà per l'Acti Network che gioca in maglia blu. Sul punto di battuta, punto del calcio d'inizio, Mariano Pego, il suo compagno di squadra, stanno per dare il via alla gara per questa quarta giornata di Serie C1. Inizio puntualissimo degli ordini dei direttori di gara, settato per le ore 15 in contemporanea con praticamente quasi tutto il resto del girone che si gioca in giro per la regione Lazio. Santa Marinella che attaccherà da destra a sinistra dei vostri monitor in maglia bianca con banda nero-azzurra orizzontale, maglia blu scura invece per l'Acti Network che abbandona quindi la divisa orange vestita nella scorsa stagione. Concentrazione, tutti pronti per l'inizio della gara. Mariano Pego pronto a dare il calcio d'inizio insieme a Diego Lopez Vasquez. Inizia la gara, iniziata Active Network, TD Santa Marinella col primo possesso gestito dall'Active, c'è subito un contatto nel campo del TD Santa Marinella, nemmeno fallo cumulativo, si continua a giocare proprio con Pego che viene a giostrare dietro, lui che è andato a riprendere la maglia e la posizione in campo di pivot, lasciata da Marziano Piovesan, chissà le emozioni del fortissimo attaccante spagnolo nel ritrovare i compagni con i quali ha cavalcato a lungo nella scorsa stagione. Assist dentro tentato dall'Active Network che prova a iniziare con personalità la gara, manovrando con Jordi Hernandez, buone le sue finte, se ne va Hernandez, mano sulla spalla di Hernandez, c'è il cross, le prime proteste, non viene ravvisato il fallo, proprio Piovesan a nasconderla da un suo ex compagno, si va sulla banda destra. Vediamo se questa che è stata una classica di Serie C2 2 stagioni fa continuerà a esserlo anche in Serie C1, è una rivalità sana ma forte, quella che intercorre tra le due formazioni che tante volte hanno incrociato le lame appunto nelle scorse stagioni. L'Active Network ha trovato la promozione prima rispetto ai rivali del TD Santa Marinella che invece quest'anno vanno a raggiungere proprio la squadra di Viterbo nella divisione di Serie C1 per quanto riguarda il girone A. Due squadre che sono quindi raggiunte alla quarta giornata praticamente anche quasi con la stessa differenza reti, 7 punti per entrambe, frutto di 2 vittorie, un pareggio e 0 sconfitte, fattore casalingo che va bene per tutte e due. Nell'unico match giocato in casa dall'Active Network la vittoria 10-5 sul Valencia, 2 ne ha giocato in casa il TD Santa Marinella, 2 vittorie. Qui calcio di punizione per l'Active Network, ne va a piazzare in barriera Sandoval ben 2 se non andiamo errati, c'è Piovesan che però si stacca e va a fare la seconda barriera, punizione Active Network, può essere un'occasione. Sandoval avrà il suo bel da fare, un prodiglio di uomini davanti, è uno schema, l'appoggio a Jordi Hernandez, il suo sinistro è buono ma è fermato dalla TD Santa Marinella che prova ad andare in contropiede con Piovesan, posizione fisica che funziona per invio direttamente lontanissimo. I due Piovesan, il suo ex compagno di squadra, si danno il 5, ci mancherebbe altro, amicizia che continua a
esserci naturalmente. Piovesan fu condottiero dell'Active Network nello scorso campionato, anche quest'anno si sta distinguendo con la maglia delle TD Santa Marinella, forse soffrendo un po' il cambio di maglia, ma rimane comunque il miglior marcatore dei suoi con 3 realizzazioni. TD Santa Marinella che prova a giostrare con Tangini, il retropassaggio trova un brutto controllo da parte di Sandoval, allora corner Active Network, chiamato schema, lo batte Mariano Pego. Arriva dietro Pablo Sanchez, è servito da Pego, buona idea, ancora entrata però, allora rimessa laterale. Pego, dietro, l'appoggio di Sanchez per Jordi Hernandez, poi banda sinistra, altro mancato controllo, inizia un po' deconcentrato da parte di qualche interprete in campo, segnatamente in questa occasione Diego Lopez Vasquez, uno che ci ha abituato a sbagliare 1, massimo 2 controlli a gara, e che nella scorsa stagione è stato capace con le partite almeno riprese da noi di Fanner su questo stesso suo terreno di casa di entusiasmare. Qui prova il numero 10 di Santa Marinella, palla Piovesan alta sulla traversa. Non male la combinazione, non male Piovesan che tutto solo è andato però ad alzare sopra la traversa, e difesa da Sambuci, quindi sempre 0-0 quando siamo giunti al quinto minuto tra Active Network e TD Santa Marinella, con Jordi Hernandez che prova a passare, Piovesan poi addirittura con un tacco fa scorrere il proprio compagno che può andare con la punta. Trattasi di Fattori, palla parata però. Rimessa laterale conquistata dall'Active Network scusate, rimessa dal fondo, l'ha già effettuata Sambuci. Active Network che proprio sull'asse del suo ex scudiero e condottiero deve stare molto attenta, prestare attenzione alle grandi scalate che riesce a fare il numero 9 appena entra in possesso di palla. Trattasi di Marciano Piovesan appunto. Qui Jordi Hernandez rimette in gioco per Vasquez che allarga sulla banda sinistra. Si va ancora da Pego, poi si torna indietro da Sanchez, allora Hernandez sbaglia il diagonale dentro, intervento positivo da parte del TD Santa Marinella che però riperde il pallone. Hernandez dalla media distanza, è buona l'idea, applaudita comunque anche dal pubblico di casa, ma non buona l'esecuzione, nessun problema per Sandoval che ha già rimesso. Pubblico non numerosissimo, ma che sicuramente si sta già facendo sentire, quello del CUS e Viterbo. Per quanto riguarda la formazione di casa non mancano le indicazioni in campo per giocatori che hanno bene iniziato anche questa stagione. Qui una trattenuta, una regola del vantaggio che non viene assegnata all'Active Network, che fa infuriare qualche giocatore, cumulato comunque fallo, non si capacita della decisione del direttore di gara Jordi Hernandez, che invece si deve accontentare di battere un calcio di punizione ora dalla propria tre quarti. Sanchez baricentro corto, difficile portargli via il pallone, allora Hernandez, il passaggio da quest'altra parte per Pego che scava bene, gran combinazione, Pego va a terra, calcio di punizione. Proteste del TD Santa Marinella, ma calcio di punizione assegnato all'Active Network. Sul punto di battuta si porta Jordi Hernandez, solite proteste comunque civili in campo da parte per esempio di Tangini, che vuole spiegazioni da parte dell'arbitro, non comprende il motivo del fischio del direttore di gara, ha allargato un po' lo sportello, il braccio, il difensore delle TD Santa Marinella si è lasciato forse un po' andare Pego, ma il calcio di punizione per i ragazzi in maglia blu, padroni di casa, che possono andare proprio con Jordi Hernandez. Uno in barriera, Piovesan, parte Jordi Hernandez, probabilmente uno schema. La battuta invece in porta col piede, poi da fuori Pego, ancora respinto, l'azione non è finita, Jordi Hernandez va a mettere il punto esclamativo con dedica, il numero 4 fa 1-0 per i padroni di casa, ci ha provato e la seconda volta l'ha messa dentro. E allora Jordi Hernandez, è suo il primo gol della gara, giunto al 7° minuto e 30 secondi, cambia il parziale al CUS Viterbo, Active Network in vantaggio 1-0 sul TD Santa Marinella, che aveva abbastanza ben difeso e per ora dalle offensive portate dai padroni di casa era riuscita anche ad offendere in qualche modo con Piovesan, ma c'è da dire il pressing lungamente ben portato dall'Active Network, giunto quindi
viene un effetto positivo, squadra di mister Salvicchi che ora è avanti molto presto per cercare di controllare il risultato e i ritmi della gara, ma certamente in quello che può essere quasi considerato un derby tra due formazioni rivali e amiche barra nemiche, potremmo dire. È tanto importante portarsi avanti dal punto di vista motivazionale e sicuramente nel corso della gara dovresse permanere questo parziale, anche le energie potrebbero diciamo aumentare nelle gambe dei giocatori di Salvicchi, che hanno un po' sofferto in passato lo scontro con il TD Santa Marinella, anche quando in Serie C2 2 stagioni fa dominavano in lungo e in largo un po' in tutti i campi della regione Lazio. Jordi Hernandez, solita palla incollata al mancino, retropassaggio poi a Sanchez, Vasquez. Sempre buono il ventaglio offensivo dell'Active Network, che poi riesce a tornare con la ragnatela di passaggi indietro a gestire la grande con Jordi Hernandez che se ne va più in fondo, fuori di nulla. Grande azione dell'Active però sottolineata dai applausi scroscianti del pubblico. Un 1-2 portato fino in fondo da Jordi Hernandez, che ha guidato prima l'azione retrocedendo verso la propria area di rigore, dettando bene i tempi di gioco da metronomo per i propri compagni. Poi quando ha deciso di accelerare è stato ben coadiuvato da un assist che aveva lanciato a tu per tu con Sandoval. Prova a rispondere il TD Santa Marinella con Marziano Piovesanzi, corre sulla banda destra, attenzione all'assist, è sbagliato allora Pego, può allargare benissimo dall'altra parte dove arriva Vasquez, è solo di fronte al portiere Sandoval e Pego, ancora Sandoval a metterci il corpo di Sandoval, ma il fallo laterale è già battuto, doppio triplo passo, poi sinistro fuori. È arrivato anche un calcetto forse che è andato a sbilanciare il numero 11 dell'Active Network, il direttore di gara vede una deviazione, sarà calcio d'angolo per i padroni di casa. Bimbo battuto il corner, palla dall'altra parte sulla banda sinistra, intervento deciso di Tangini su Vasquez, l'ultimo tocco è addirittura di Vasquez, allora deciso e positivo l'intervento del numero 5 che con coraggio è andato a rischiare una scivolata in una zona del campo non proprio adatta a una giocata del genere. La sua grinta premiata dal fallo laterale assegnato, che comunque ricaccia un po' l'Active Network nella propria metà campo e permette ora di andare sulla banda destra. Il tiro è deviato, era un tiro cross da parte di Cerrotta, sarà corner. Calcio d'angolo battuto all'indietro, proprio Tangini, di nuovo per il TD Santa Marinella, che però perde banalmente il pallone, un cucchiaio in avanti, lo stop con l'interno coscia di Sandoval che rialza un pallonetto, preoccupato dalla pressione avversaria, direttamente in rimessa laterale. Siamo per Omar Iglesias, è entrato Omar Iglesias, riesce ad allargare, nasconde Vasquez, un gioco di prestigio, poi il passaggio è deviato, non si accontentano della rimessa, la tengono in campo col proprio possesso di palla a ritmo di flamenco, quelli dell'Active Network. Si va qui a destra, Omar Iglesias rientra il suo sinistro, Sandoval a due mani. E bravo Omar Iglesias, sono bravi un po' tutti questi spagnoli schierati dall'Active Network, che ormai nella propria tradizione questa militanza iberica lunga sul secondo palo la palla per Sanchez, che è coraggioso nella coordinazione. Non trova però, attenzione, il lancio lungo sul Piovesan, però solo stretto nella morsa di due difensori, non può agire. Allora Omar Iglesias, ritmi altissimi, la danza di Iglesias continua con i doppi passi, la decisione dell'intervento del TD concede solo rimessa laterale. Sanchez, banda sinistra, si torna da Sanchez, Pablo Sanchez va da Pego. Possesso di palla elaborato, Pego forse sbaglia, infatti interviene il TD Santa Marinella, c'è un intervento da dietro, sarà calcio di punizione per la formazione ospite, che dal momento di aver subito il gol dell'1-0 è sicuramente un po' scossa dallo svantaggio, si sta pian piano riprendendo, vuole farlo con il ragionamento, non appoggiandosi con inutili lanci lunghi verso il Piovesan, che comunque appare un po' isolato negli ultimi minuti. Santa Marinella che deve un po' alzare i giri soprattutto sulle bande laterali, ci prova qui proprio con Piovesan, il braccio di Sambuci però. Piovesan, attenzione, la palla è riconquistata, stavolta è un miracolo di Sambuci in corner.
Trattasi di Thiago Ferreira, chiediamo scusa in porta per quanto riguarda l'Active Network, deviazione con la punta delle dita del 27. Calcio d'angolo battuto dietro, c'è Frusciante ancora, Thiago Ferreira. Bravo Thiago Ferreira a distendersi, a seguire la traiettoria con gli occhi, tiro molto potente, quello di Frusciante che ci ha provato anche in questa situazione, chiamata alla distanza dalla panchina del TD Santa Marinella. Furbescamente quelli dell'Active hanno guadagnato qualche metro in quel senso. Alessio Donati, le breviline numero 11, la porta dentro, quasi fino ai confini dell'area di rigore, conquistando un altro calcio d'angolo per il TD che adesso inizia ad intensificare la pressione. Donati la gioca lunga, troppo lunga, probabilmente fuori, chiamando addirittura in causa Sandoval. Donati deve venirla a riprendere, rischiando sulla pressione di Pego, spalla a spalla, regolare, continua Pego ancora, forse spinge, Pego riesce a portarla a casa, poi da terra, va giù, e calcio di punizione per l'Active Network, fallo ingenuo da parte di Donati. Fallo ingenuo da parte di Donati, quindi un calcio di punizione ai confini dell'area di rigore per... Pego la sua rincorsa, c'è anche Sanchez vicino a lui. Sandoval ne piazza 3 in una barriera mista che va a comporre anche egli. Sanchez perché Pego si è allontanato, allora andrà il numero 5. Pablo Sanchez direttamente sulla barriera, palla che torna indietro, Ferreira la rigioca su Pego che è spinto. Ora Cerrotta, grandi proteste di Cerrotta, attenzione che ha detto qualcosa al direttore di gara che lo chiama a sé, con in mano un cartellino per Cerrotta, giallo. Cartellino giallo, mentre va ad assieparsi il pubblico dell'Active Network alla nostra destra. Arrivano, come forse la tradizione dei propri giocatori iberici, un po' in ritardo sull'inizio della gara. Alessio Donati pronto alla battuta del calcio di punizione, andrà col mancino, ce n'è uno solo in barriera. Donati, scusate, trattasi di Omar Iglesias naturalmente, Omar Iglesias ancora, dietro per Sanchez, banda sinistra e ancora Sanchez, buono il rasoterra, ragiona l'Active Network qui, il dribbling tentato da Oscar Perez Garcia, non trova nessun tocco avversario, allora TD Santa Marinella che può imbastire un nuovo attacco. In orizzontale da quest'altra parte, servito Frusciante che decide ancora di cambiare banda dall'altro lato dove attendeva Donati, protezione della palla e poi fallo commesso ai danni di un giocatore delle TD Santa Marinella che non riusciamo ad intelleggere la nostra posizione essendo sulla fascia opposta. Si va da Frusciante, rischioso il possesso di palla in orizzontale ma utilissimo per tentare di allargare le maglie dell'Active Network che per ora segue bene, anche se qui è servito Cerrotta che va dentro per il controllo, poi la Veronica buona di Donati, si torna ancora da Cerrotta, gran ragionamento, buona la trama qui con Frusciante l'1-2 che non riesce a chiudersi, Active poi tranquillissima nel disimpegno finché Sanchez ha tentato direttamente la conclusione in porta. Sandoval può rinviare, palla alta sulla sua traversa, Frusciante, banda destra, in verticale il pallone, un 2 contro 1, li sfida lo stesso Cerrotta, non porta a casa nulla perché sfera carambola, rimessa dal fondo, allora Thiago Ferreira può rimettere però perché Perez è appena entrato, nel frattempo noi siamo entrati sull'1-0 per l'Active Network nel 17° minuto di gioco dei 30 regolamentari che comporranno questo primo tempo qui dal Plus Viterbo, quarta giornata, il girone A di Serie
C1 e l'Active Network, diciamo, avanti sulle TD Santa Marinella, entrambe le squadre terze, pari merito a 7 punti, due formazioni che 2 stagioni fa giocavano in Serie C2. L'Active Network, promossa prima, già la scorsa stagione militava in questo campionato di C1, quest'anno raggiunta anche dal Santa Marinella. Si è dall'altro lato con Jorge Perez che non riesce a far transitare per nessun compagno il filtrante e allora è costretto a ricominciare da dietro. Da questo lato Jorge Hernandez, l'autore della rete che per ora decide il match, ricomincia da Oscar Perez Garcia, vanno a rischiare l'impossibile quelli dell'Active Network, costretto a commettere fallo. Puntata palla fuori e dal nulla colpisce lui, è il gol dell'ex Marziano Piovesan, punizione battuta in fretta, Piovesan non perdona gli ex compagni ed è 1-1. Grandi le grida di esultanza da parte della panchina di De Santis che vedeva la propria squadra non riuscire a reagire con continuità al possesso di palla. Sornione ma sicuramente positivo per quanto riguarda il controllo del risultato dell'Active Network. Ci ha pensato Piovesan, puntata da fuori, sorpreso Tiago Ferreira, sorpresi anche un po' noi con il TD Santa Marinella che ritrovata ora un po' di verve con l'inerzia del pareggio raggiunto, chissà che non riesca addirittura a portarsi in vantaggio. Questo è un campo difficilissimo, quello dell'Active Network, la formazione di casa riesce a dettare legge anche contro formazioni di caratura più alta all'interno di questa Serie C1. Palla battuta, allora occhio a Jorge Hernandez, le sue finte. Spera che esce, sarà fallo laterale per il TD Santa Marinella. Continuo, passaggio sbagliato, ha provato a entrare Omar Iglesias. Palla a Piovesan, gran girata in Piovesan che scivola al momento della conclusione, si era ritagliato bene lo spazio per il tiro, palla fuori però. Vasquez, Hernandez si va dall'altro lato, di nuovo per Iglesias, Perez, palla giocata in verticale, Frusciante batte il fallo laterale in orizzontale, ancora Frusciante, Piovesan, la lascia lì Piovesan, intervento coraggioso, ancora Piovesan, l'assist, palla alta sulla traversa, gioca bene adesso il TD Santa Marinella. Jorge Hernandez, banda a sinistra, si difende il TD Santa Marinella, tunnel su Piovesan, scavetto dentro sull'esterno del palo. C'è stata una deviazione, calcio d'angolo Active Network che vuole tentare di riportarsi in vantaggio dopo aver segnato all'inizio con Jorge Hernandez dopo appena 6 minuti essersi vista pareggiare il gol dall'ex Marziano Piovesan. Manovra ora nella metà campo avversaria con un buon intervento del numero 11 Donati, concede solo rimessa laterale che viene invertita però perché mal battuta dall'Active Network. Allora TD che attacca, Santa Marinella con Contino che rientra col destro, Contino, gran tiro. Ferreira, un po' di paura sicuramente su questa conclusione potentissima ad incrociare, non si è andato nemmeno a buttare Ferreira che probabilmente ha battezzato la traiettoria del pallone lontana dai pali che sta difendendo bene, non fosse perché la puntata di Piovesan che l'ha sorpreso. Allora la giocata tentata da Omar Iglesias che prova però troppe volte ad andare individualmente a ferire la difesa avversaria, anche qui un paio di doppi passi pinoccolati. C'era nessun compagno però a centro area da servire, quindi è anche senso tentare la giocata individuale. Palla che transita dalla banda sinistra alla banda destra dove Donati viene chiuso da un buon intervento di Omar Iglesias che va ad applicarsi qui anche in fase difensiva. Santa Marinella paziente, ma ora è l'Active Network a difendere in maniera ordinata, costringendo i propri avversari a retrocedere e a ripensare una nuova trama offensiva.
stavolta a partire dai piedi di Contino, qui la perde malamente, allora attenzione alla trattenuta di Contino su Iglesias che non riesce a passare, il vantaggio che non si concretizza secondo il direttore di gara Jordi Hernandez, sicuramente un cumulativo, Hernandez va a mettere giù l'avversario, si continua, ancora una trattenuta su Contino, c'è fallo. Vediamo se per quella doppia trattenuta su Iglesias viene mostrato il cartellino giallo a Contino. No, perché l'arbitro se ne dimentica, forse colpevolmente. Allora TD Santa Marinella che si riversa nella metà campo avversaria al destro deviato. Sarà calcio d'angolo, una partita sicuramente tesa, molto corretta, agonisticamente valida, anche muscolare per quanto riguarda un paio di interventi duri ma corretti. Ecco, abbiamo assistito per adesso, occhio a Piovesan che è tutto solo sul secondo palo, lunga, infatti la palla è per la sua suola che la stoppa. Nasconde Piovesan, primo elastico, secondo dribbling tentato e però ben stoppato dagli avversari, chiede fallo il numero 9 ex della contesa Jordi Hernandez, poi contrato anch'egli da una scivolata, giocano bene le difese, lo stesso Piovesan subito dopo la protesta era andato a portarsi vicino alla propria retroguardia e qui con questa scivolata è andata a respingere la pericolosa conclusione del numero 4, insieme a lui rappresenta il marcatore di questa gara. Viaggia sull'1-1 quando attacca con un tentato 1-2 l'Active Network, c'è fallo su Davide Frusciante che si rialza dopo un paio di discussioni volendo allontanare Pego, alla fine i due si danno il 5, da quest'altra parte può andare Donati, il dribbling di Donati che la nasconde ancora Donati, si allarga Jordi Hernandez, qui grandi proteste della panchina del TD Santa Marinella, episodio da rivedere al limite dell'area di rigore, l'arbitro c'è da dire era vicinissimo, le proteste da parte di Donati sono state praticamente nulle, quindi probabilmente ha usato bene l'esperienza e il proprio fisico Jordi Hernandez. Vasquez per Hernandez, ora a passare Hernandez, tutto mancino dentro il rasoterra per finire praticamente sotto il pallone di protezione del Cus di Terbo. Frusciante prova a passare, c'è il quinto fallo segnato contro il Santa Marinella. Ora stare attento, ora che mancano 5 minuti circa al termine della prima frazione, quando viaggiamo sul parziale di 1-1 di Hernandez per l'Active Network e di Piovesan, l'ex della gara, per il TD Santa Marinella, le reti che determinano questo parziale. Un altro 1-2, chiuso male però stavolta da Hernandez che incontra un tocco avversario, fallo laterale in zona offensiva, battuto a ritroso, dove Sanchez riesce a dare dentro a Pego che l'appoggia! Pego e il suo altruismo per Sanchez che arriva con una rabbia disumana, va a mettere dentro il 2-1 dell'Active Network. Active Network, quindi si continua con i padroni di casa che sono tornati in vantaggio sul TD Santa Marinella. Vuole attaccare subito per tentare di riequilibrare la contesa, c'è il tiro col sinistro da parte di Davide Frusciante, viene subito respinto, di rabbia la reazione dei ragazzi di De Santis che qui scavano un pallone fuori lungo per Contino, prova a farlo passare, non ci riesce, c'è il grande intervento poi Veronica De Vasquez su un intervento di Contino in scivolata, è sesto fallo e quindi tiro libero Active Network. Libero sarà l'opera di Pablo Sanchez in maglia numero 5 per l'Active Network, proverà ad allargare il fossato che divide ora le due squadre, siamo 2-1 e Sanchez è sul pallone. Di fronte a sé Rolando Sandoval, quindi Pablo Sanchez contro Rolando Sandoval. Parte il numero 5. Il suo tentativo di trasformazione coraggioso, Sandoval va a respingere TD Santa Marinella che può andare quando il pallone è però uscito. Palla battuta da Jordi Hernandez, allora Pablo Sanchez. Sanchez, Jordi Hernandez. Hernandez!
porta il gol del 3-1 dell'Active Network e la doppietta del numero 4, gran gol di Hernandez. Quindi la rete del pari di Piovesan e poi altre due realizzazioni della formazione padrona di casa. C'è Sanchez, nel frattempo l'arbitro è andato a dirgli qualcosa, è calato un attimo di silenzio sul Cus Viterbo, che comunque ha potuto esultare per la doppietta di Jordi Hernandez, improvviso il suo mancino, che riesce a trovare il 3-1 fallito poc'anzi da Pablo Sanchez dal tiro libero respinto da Sandoval. Qui c'è Pego che in seconda battuta, secondo il direttore di gara, va a commettere fallo, prima una normale trattenuta di Pego, poi sdraia a terra l'avversario e va a chiedergli spiegazioni. Secondo lui Donati si è lasciato andare, i due certo non vanno d'accordissimo nella circostanza, ma è tiro libero anche stavolta. Dicono di stare in piedi a Thiago Ferreira, occasione TD Santa Marinella, Emanuele Arduini, lui è il suo mancino, la rincorsa, Arduini la sua terra, Thiago Ferreira a respingere e poi Pego a buttar via. Donati, Cerrotta, Donati indietro, è spinto Donati, Pego voleva andare a pressare alla ricerca del gol del poker. TD Santa Marinella un po' in difficoltà, che probabilmente deve far terminare questo primo tempo indenne, cercando di non subire altre reti. L'Active Network è abbastanza scatenata in zona offensiva, anche se va a rischiare. Allora, qui netto, ed è un altro tiro libero. Stavolta Piovesan, prima aveva tentato Arduini, ora va l'ex della gara dal dischetto del tiro libero contro Thiago Ferreira. Marziano Piovesan, rincorsa, andrà col destro, Piovesan l'ha bordata Ferreira in due tempi, poi rinvia direttamente fuori Ferreira. Allora TD Santa Marinella che può andare, attenzione a Vasquez che non deve sbagliare in questa occasione, da ultimo infatti va a servire Jordi Hernandez. Si è alzato prepotentemente il tenore della gara in questi ultimi minuti, complice anche un allungamento delle due squadre. Attenzione all'assist dentro, era detto solo continui in qualche modo Hernandez, che era un fallo, quelli del TD Santa Marinella non se ne avvedono i direttori di gara. Ora praticamente si protesta su tutte le azioni, dato che tutte e due le squadre sono al sesto fallo. Vasquez va a pressare sul portiere che deve rinviare alla sua terra, lo fa anche con lucidità. Riesce ad andare il TD Santa Marinella con Donati che si propone bene, poi un tunnel direttamente tra le braccia di Ferreira quando giunge il fischio Kubic, che mette fine a un bellissimo primo tempo tra Active Network e TD Santa Marinella dal Cus Viterbo per la quarta di C1 Girone A. Siamo 3-1 e ci risentiamo per la ripresa. E se nella prima frazione era stata l'Active Network padrona di casa a dare il calcio d'inizio, risponde ora l'TD Santa Marinella che deve rincorrere il parziale di 3-1 risultante qui del primo tempo al Cus Viterbo per la quarta giornata del Girone A di Serie C1. Active Network quindi avanti 3-1 sul TD Santa Marinella in virtù della doppietta di Jordi Hernandez, intervallata in mezzo dal gol di Pablo Sanchez. Aveva pareggiato momentaneamente l'ex della gara Marziano Piovesan, che qui insieme ad Alessio Donati è pronto a dare lo start alla ripresa. Teniamo solo il cenno di uno dei due direttori di gara, portieri che si sono ben disimpegnati in una prima frazione dove le squadre hanno corso molto, soprattutto nella seconda parte, quando giunti al limite regolamentare del quinto fallo inevitabilmente sono andati allungandosi nelle posizioni in campo gli interpreti. Ne ha giovato, come si suol dire in gergo, lo spettacolo, che speriamo possa essere di alto tenore anche nella ripresa. TD Santa Marinella con il primo possesso, scavato dentro per Piovesan e subito un miracolo di Thiago Ferreira. È stato bravo Thiago Ferreira a uscire col corpo a frapporsi alla conclusione del suo ex compagno, che era stato pescato tutto solo. Disattenzione Active che qui deve continuare a difendere dagli attacchi. Attenzione dall'altra parte ancora Thiago Ferreira con il piede in fallo laterale.
è già battuto, ha iniziato con un altro ritmo la formazione di De Santis rispetto ad un primo tempo dove soltanto a tratti le buone giocate dei giocatori in maglia bianca si sono fatti vedere. Qui anche una finezza, primo attacco e un cambio di gioco su Donati che non fa passare, allora riorganizza Vasquez, mani in faccia di Hernandez da parte di Tangini, rimane a terra Hernandez, la palla è stata riconquistata però da Iglesias che lancia la volata sulla banda destra, il velo è indolore da parte di Rolando Sandoval che ben 3 volte ha dovuto raccogliere nella prima frazione il pallone all'interno della propria rete, grandi proteste, sembra essere iniziata con lo stesso tenore agonistico anche questa ripresa, così come nella prima frazione, palloni persi e riconquistati in continuazione da entrambe le squadre che non riescono ad attaccare con ordine, si affollano più alla foga, qui Tangini a terra, toccato, cartellino giallo. Rimane a terra Tangini, va a chiedervi scusa con una faccia abbastanza incredula comunque Hernandez. Il pubblico dell'Active Network va a pizzicare Tangini, reo per un po' simulato in questa circostanza. Il sorriso beffardo di Tangini, forse. Mascherare un po' d'astio nei confronti del pubblico avversario, comunque civilmente ha espresso il proprio dissenso. Di Santa Marinella che può tornare con la propria ragnatela di passaggi. Marziano Piovesan molto più cercato rispetto al primo tempo, sovente va a portarsi lungo la banda sinistra, retrocede per venire a cogliere i servizi dei compagni più vicini rispetto al punto di inizio del passaggio, impedendo così agli avversari tante volte di riuscire marcarne la traiettoria, anche se in questo caso spezzano bene la trama quelli dell'Active Network con Diego Vasquez che conduce le operazioni e qui va a dettare anche il passaggio ai compagni di squadra che ben cambiano gioco, ancora per Oscar Vasquez, l'ultimo a toccare è un avversario, allora Lopez Vasquez Buone sembra essere salito in cattedra lui per la formazione di Viterbo. Sanchez dentro per la scivolata qui di Tangini che con esperienza va a chiudere il contropiede condotto da Piovesan che allarga sulla banda destra dove stava arrivando Frusciante. Successo di potenza nel diagonale di Piovesan, un ottimo 3 contro 2 per la formazione ospite, va a svanire, quindi Active Network che ha già battuto la rimessa laterale, ha cercato in avanti il controllo di Iglesias, stavolta lui andare a terra sulla pressione di Tangini. Le stesse proteste che erano state operate prima dall'Active Network le va a proporre ora la formazione di casa, scusate, formazione in trasferta del TD Santa Marinella. Una vecchietta questa classica sulla coscia da dietro, fallo difficile da intelleggere per un direttore di gara ma dolorosissimo, colpo col ginocchio sotto il gluteo destro per Omar Iglesias che va a piazzarsi sulla banda destra. Vediamo se Pablo Sanchez con il solo Piovesan in barriera va direttamente alla conclusione verso la porta di Sandoval. Pablo Sanchez, una lunga rincorsa, parte Sanchez, la puntata è altissima, l'idea certo era buona ma il tentativo di trasformazione assomigliava più a un appunto tentativo di trasformazione rugbistica che a un calcio di punizione da proporre su un terreno del futsal. Frusciante da Piovesan che converge alla grande chiamando un super intervento Tiago Ferreira, distendersi con forza addominale ed andare con la mano sinistra sulla conclusione potente dell'ex compagno di squadra Piovesan. Questo ha fatto Tiago Ferreira per tenere il doppio vantaggio dell'Active Network che qui è costretta un po' sulla difensiva dalla foga invece offensiva di un TD Santa Marinella che più della prima frazione sta tentando con grinta di alzare il baricentro e di portarsi nella metà campo avversaria. Qui gran palla recuperata Piovesan da uomo assist, ancora Ferreira che respinge. Incitamenti dalla panchina, anche grandi proteste, si alza qualcuno, andare a dire qualcosa a Donati, Oscar Perez Garzia, un giallo sventolato in panchina, non sappiamo dirvi all'indirizzo di chi, nel frattempo il direttore di gara, gli vengono indirizzati epiteti, è così, è il numero 8, è Jorge Perez dell'Active Network, a essere iscritto sul tabellino dei cattivi. Attenzione a Tiago Ferreira, che nel frattempo si è staccato dalla propria porta e vuole battere solertemente questo calcio di punizione, anzi questo fallo laterale.
che Lopez Vasquez batte all'indietro però. Sanchez, attenzione, Piovesan, la porta era vuota, si è andato a coordinare. Per sua fortuna Thiago Ferreira aveva fatto comunque in tempo a rientrare tra i pali. Qui controllo delizioso da parte di Vasquez in corsa, uncinato, ucciso lì il pallone, corner conquistato, girato dietro dove Pablo Sanchez arrenda servendo ancora Vasquez che stavolta se la porta fuori. Il fallo laterale è per il TD Santa Marinella che rischia, ma con Tangini offre a Sandoval, come chiamato dalla tribuna dell'Active Network, va a sbagliare il tentativo di disimpegno. Formazione di Viterbo allora in possesso di palla sul 3-1 quando siamo giunti al sesto minuto, 30 secondi nel corso della ripresa. Tutte le reti nella prima frazione, la doppietta di Jordi Hernandez, il gol in mezzo di Pablo Sanchez, il momentaneo 1-1 di Marciano Piovesan. È tutta iberica la firma in calce sulle reti iscritte per ora al tabellino di questa gara. Palla recuperata dal TD Santa Marinella con Donati, una gran giocata per Frusciante, finizza del numero 11 in maglia bianca con banda nerazzurra orizzontale. Piovesan intelligentemente come al solito in orizzontale, si continua col possesso, allora ancora Piovesan prova a ritagliarsi lo spazio per la conclusione, a far passare un filtrante, controllato però da Vasquez, poi Piovesan l'ultimo a toccare con il suo tentativo di scivolata, quindi Vasquez sotto la nostra postazione batte per Pablo Sanchez. Ancora Sanchez, serve il piazzamento dei compagni, riesce a scavare in qualche modo per il movimento ad allungare di Omar Iglesias che la lascia passare con una super Veronica, calcio di punizione, poi Tangini calcia fuori il pallone. Ma che gran giocata di Omar Iglesias, dietro la schiena, una mezza Aurelio, mezza Veronica, con un tunnel a Tangini che ha poi sdraiato a terra con una netta trattenuta all'avversario. Il pallone poi calciato vicino alla nostra postazione, mettendoci anche forse a repentaglio con rabbia. Fuori dal campo, ma tant'è. Vasquez, Sanchez, sposta il destro di Sanchez, la parata in corner di Sandoval. Tutto all'indietro da Iglesias su Sanchez, sembra aver ripreso un po' anche con l'ingresso in campo di Oscar Perez Garcia. Campo la formazione di Salvicchi e qui perde un pallone però sanguinoso. Allora attenzione a Donati ne salta uno, anche il secondo che lo tocca è Sanchez, calcio di punizione e il cartellino giallo per Sanchez. Cartellino giallo quindi per Pablo Sanchez che qui è andato volontariamente a interrompere un'azione in dribbling dell'avversario. In maglia numero 11 Alessio Donati era stato bravo a saltare sia il primo che il secondo uomo, saltare il terzo avrebbe voluto dire presentarsi solo di fronte a Thiago Ferreira per un probabile tentativo di accorciare le distanze che invece ora è affidato al destro dell'ex che ha già colpito oggi Marciano Piovesan. Lui è la sua rincorsa, vicino a sé c'è anche Frusciante, sembra voler andare il numero 9 che conversa 2-3 in barriera più Thiago Ferreira. Nella folta opposizione dell'Active Network anche Tangini in posizione di sparo ma di seconda. Parte Frusciante, è una finta, Piovesan l'appoggia a Donati sulla linea Sanchez. E poi ancora Sanchez a scavare per Vasquez che lascia rimbalzare il pallone, il sombrero non riesce perché Donati oppone bene il proprio corpo e poi col tacco addirittura per Frusciante che fa scorrere su Piovesan. Grande azione del TD Santa Marinella chiusa dall'Active Network che gioca bene in difesa, due ottime squadre. Stiamo vedendo qui al CUS Viterbo in questa quarta giornata di Serie C1, sempre 3-1 per l'Active Network contro il TD Santa Marinella e cede nella sua danza qui Omar Iglesias. Allora Donati lascia passare all'indietro dove arriva Frusciante che vuole ancora pilotare l'azione. Tangini servito da Piovesan, va ancora da Donati, finter fermo di Donati, toccato, cade a terra, proteste dell'Active Network, ma è calcio di punizione per il TD Santa Marinella. Fragorose le proteste anche dalla tribuna, dalla panchina si fa sentire Salvicchi, il direttore di gara prova a placarlo. C'è da dire che il mister dell'Active Network, sempre molto civile nell'esposizione delle proprie ragioni agli arbitri, in questo caso era scattato verso il centro del campo, non varcando la delimitazione della propria area tecnica, ma sicuramente volendosi far sentire dall'arbitro che invece inflessibilmente
confermato la decisione del calcio di punizione al TD Santa Marinella, stavolta è solo sul punto di battuta, dalla rincorsa potrebbe andare in porta, è Simone Tangini, non proprio il beniamino del pubblico di casa Tangini che parte, il suo destro è deviato forse proprio da Piovesan, poi Vasquez a regalare un pallone che non è tenuto in campo da Donati, e lo stesso Vasquez può andare a battere col destro su Omar Iglesias che finge da falso pivot lì davanti. Sanchez a tracciare una gran diagonale su Vasquez che può tornare ancora da Pablo Sanchez, il piatto è per Omar Iglesias, super gioco di gambe di Iglesias, le proteste le sentite fortissime alle nostre spalle, altro intervento dubbio di Tangini, stavolta l'arbitro non ha fischiato, Frusciante dialoga o almeno prova con Piovesan che ha come al solito dovizia nel palleggio, poi il destro di Donato in due tempi Ferreira che poi va al rinvio direttamente di testa dall'altra parte. Rolando Sandoval non tradisce le proprie attitudini da libero riferendosi al calcio a 11, va con ottima scelta di tempo ad anticipare tutti di testa chiamando a gran voce il pallone. Active Network che dopo un periodo di appannamento a inizio ripresa, attenzione, va a rischiare qui con Perez Garcia, l'abbiamo visti tante volte rischiare anche lo scorso anno quelli dell'Active con un possesso praticamente fino alla propria linea di porta, immaginiamo i brividi sulla schiena di Thiago Ferreira. Qui Piovesan per Donati che sembra aver perso un pochino di lucidità dopo aver guidato nella prima frazione bene, all'inizio della seconda frazione aver guidato bene le offensive del TD Santa Marinella che si è un pochino addormentato sulla qui quando siamo giunti verso la metà della seconda frazione, i grandi attacchi dell'inizio con l'Active Network che sembrava essere schiacciata verso la propria metà campo. Ora vedono invece la formazione di Salvicchi aver ripreso un po' il controllo delle operazioni e soprattutto un buon posizionamento in campo, un colpo in una zona dolorosissima nel frattempo per Thiago Ferreira che ha il suo bello da fare per riprendersi, il gioco giustamente è stato fermato all'altezza del 12° minuto della ripresa, sicuramente tempo che verrà recuperato sul cronometro dei direttori di gara. Oscar Perez Garcia, fallo laterale battuto per uno schema poi lungo che non riesce, il movimento di Pego che ha fatto il suo nuovo ingresso in campo dopo dei minuti nel primo tempo, non è valso a nulla. Allora TD Santa Marinella che vuole riportarsi in avanti, lo fa affidandosi al destro di Giordano De Fazzi, neo entrato, Frusciante va da Cerrotta, buono Oscar Perez Garcia e il suo lavoro in fase di copertura. Eccolo il 24, fallo laterale su Sanchez, solita azione con scadetto in verticale che non riesce, come non riesce in questo caso il passaggio ad allargare di Frusciante, un servizio che termina direttamente in fallo laterale. E vediamo se De Fazzi, appena entrato naturalmente, ha vestito la fascia di capitano del suo TD Santa Marinella, riuscirà un po' a scuotere la formazione di De Santis che dicevamo dopo un inizio di ripresa davvero positivo è andato un po' affievolendo la propria foga offensiva, anche c'è da dire irretita dalla ragnatela di passaggi davvero ipnotica da parte dell'Active Network. Questa cambiano le categorie, ma è una caratteristica che riesce a rimanere sempre propria dei ragazzi di Salvicchi che qui continuano servendo Omar Iglesias, scusate, Jordi Hernandez, Pablo Sanchez, Pego, l'1-2 che riesce, Pego che la scava, la palla passa, Pego, super gol, è il gol del poker e il numero 9 che scava 3 gol di distacco, 4-1 Active Network. Davvero bella l'azione, la preparazione, il fatto che poi il TD Santa Marinella per forza di cose si sia dovuto inchinare a questa azione è proprio del fatto che appunto l'Active Network è formazione capace anche di far perdere la concentrazione ai propri avversari in condizioni del genere. Piovesan l'1-2, la palla che passa non lontana dai pali di Thiago Ferreira in questa circostanza.
De Fazzi in pressione, Ferreira è andato come al solito largo sulla banda destra, quasi errore di Oscar Perez Garzia, che poi viene falciato davvero da Contino. Abbiamo la decisione del direttore di gara, immaginiamo un cartellino giallo per Contino, che si è allontanato nella circostanza. Non c'è il giallo, intervento in ritardo di Contino, ma probabilmente l'arbitro non vede cattiveria e quindi non punisce, iscrivendo al tabellino dei cattivi il numero 12 dell'ETD Santa Marinella. Chiede scusa a Oscar Perez Garzia. Piovesan si gira, un fazzoletto Piovesan, Garzia subisce un altro fallo, Pego con un tacco, esterno di Sanchez, la verve di Hernandez che accelera, il passaggio è deviato, Hernandez fa tutto lui. Il giocatore Jordi Hernandez, le sue giocate nello stretto stanno conducendo alla vittoria l'Active Network in vantaggio per 4-1 sulle TD Santa Marinella, quando Sanchez nasconde palla, va con la punta, Sandoval direttamente in fallo laterale dall'altra parte. Stiamo iniziando a vedere, probabilmente con qualche fatica che affiora delle TD Santa Marinella, quanto il maggior tasso tecnico, la classe di alcuni elementi dell'Active Network, soprattutto qui in casa, riesca a essere un fattore determinante nell'economia delle gare della squadra di mister Salvetti. Rimane a terra e la difende da terra, Contino che poi scalcia in qualche modo il calcio di punizione, ha perso la scarpa Oscar Perez Garzia, è assegnato all'Active Network. Certo che Pego è uno che si fa sentire in ogni caso, ma c'è un cartellino rosso, espulso un giocatore dell'ETD Santa Marinella dalla panchina, cartellino rosso mostrato. Probabilmente troppo fragorose le proteste dalla panchina di un giocatore dell'ETD Santa Marinella che sta per abbandonare il terreno di gioco. Dato il fratino, siamo in grado solo di dirvi ora che è Fabrizio Fattori a rimediare un'espulsione dalla panchina. Oscar Perez Garzia dialoga con Pablo Sanchez, l'accordo sullo schema da adottare per questo calcio di punizione. Prevede che venga chiamato in causa Hernandez sulla banda destra, poi Sanchez, Hernandez lascia Sanchez, vuole Perez Garzia, Hernandez stavolta sbaglia, approfittano quelli dell'ETD con Cerrotta, il pallone non esce, Cerrotta chiama i propri compagni incontro, non sa chi dare il pallone, costretti a ricominciare, portiere di movimento in campo per il TD Santa Marinella, cambio che non entra bene, allora Piovesan che non ha mai abbandonato il terreno di gioco per i ragazzi di De Santis, forse un po' affaticato, ma l'azione continua, come Contino. Dall'altra parte è uscito Sandoval dalla propria porta, quindi non portiere in movimento, ma un portiere che vaga nella metà campo offensiva. Cerrotta, chiamate le marcature, De Fazzi è tutto solo, proveranno a liberarlo quando il tempo del passaggio sarà dettato. Ecco Giordano De Fazzi. De Fazzi toccato, il pallone da Garzia, un fallo laterale, continuano le proteste da parte del pubblico, l'indirizzo del direttore di gara non sappiamo dirvi riferite a cosa. Allora il TD Santa Marinella, sulla banda sinistra l'assist all'indietro di Piovesan, Ego vuole andare in pressione su Sandoval che è stato toccato all'altezza della caviglia, calcio di punizione, già battuto, allora Cerrotta, banda sinistra per ancora Cerrotta, tutti asserragliati in difesa quelli dell'Active Network a difendere i 3 gol di vantaggio, senza potere il TD Santa Marinella. Piovesan come al solito si allarga, va da Sandoval che avrebbe lo spazio per tirare, ma è l'estremo difensore del TD Santa Marinella ed è quindi chiamato a tornare ancora sulla banda sinistra. Infiniti passaggi in orizzontale del TD. Assist per Piovesan, palla dentro, lunga sul secondo palo dove proprio De Fazzi va a trovare il gol delle 2-4 che rimette in partita il TD Santa Marinella.
noi approfittiamo del time out chiamato dalla panchina dell'Active Network sul punteggio di 4-2 a una decina di minuti dal termine per andare in pausa. E si riparte a una decina di minuti dal... Si riparte, dicevamo, da una decina di minuti dal termine di Active Network TD Santa Marinella, padroni di casa in maglia blu che attaccano dalla destra alla sinistra dei vostri monitor, che sono in vantaggio per 4-2. Poco fa è occorso però il gol di Giordano De Fazzi, capitano e simbolo del TD Santa Marinella, che ha rimesso prepotentemente in gara i ragazzi di De Santis, che non avevano mai ammainato la bandiera in questa ripresa, ma che con l'andare avanti dei minuti stavano iniziando a subire il ritorno di un Active Network che invece aveva subito a sua volta un po' gli attacchi degli ospiti ad inizio ripresa. Qui Piovesan riesce ad andarsene, Piovesan l'appoggio e poi sull'esterno della rete stavolta De Fazzi. Rinvio lungo di Thiago Ferreira, c'è il solito stop in grande stile di Hernandez, da quest'altra parte Sanchez riesce a darla indietro, da quest'altra parte l'arbitro non fischia, poi sì, un calcio di punizione per il TD Santa Marinella, calcio di punizione che, anzi no, è fallo laterale, scusate, batterà Cerrotta. Cerrotta, passati i secondi, Davide Cerrotta quindi ingenuamente va a donare un fallo laterale ai propri avversari. Pego naturalmente non ha nessun interesse a far sì che l'azione riprenda in maniera veloce. Vasquez, poi Sanchez, Vasquez, grande assist di Iglesias. Pablo Sanchez forse anche intimorito dall'uscita dalla porta di Sandoval, non va a stoppare, lo stesso Sandoval rinvia lunghissimo, basta l'urlaccio di Thiago Ferreira a impaurire De Fazzi, che era andato al tentativo di elevazione. Lo stesso Ferreira al rinvio, dove Sandoval controlla che il pallone rimbalzi direttamente in rimessa dal fondo, un paio di batti e ribatti direttamente dai portieri. Allora Sandoval va da Cerrotta, il lungolinea che funziona per Giordano De Fazzi, De Fazzi, parata di Ferreira e poi Piovesan anticipato. Gran parata di Thiago Ferreira anche in questo caso a impedire a De Fazzi di trovare il gol delle 3-4 che avrebbe infuocato gli ultimi minuti di gara. De Fazzi, al suo ingresso in campo tutta un'altra TD Santa Marinella, ancora De Fazzi. Arduini, il sinistro ad incrociare di Arduini, ereditato dal calcio a 11. Un tiro potentissimo, quello del mancino del numero 2, che nell'ultima gara casalinga, la penultima, anzi la prima giornata del TD Santa Marinella in casa, guidato il gol dell'1-0 alla vittoria, i ragazzi di De Santis. De Fazzi, Arduini, il sinistro di Arduini, Sibila vicino al palo alla sinistra di Thiago Ferreira. Ricapitoliamo i risultati ottenuti da queste due squadre quando stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti della contesa. L'Active Network alla prima ha pareggiato sul campo del Cisco Roma per 3-3, poi in casa la vittoria netta qui al Cus Viterbo contro il Valencia per 10-5, 2-3, sofferta ma meritata la vittoria in trasferta in casa del Civitavecchia nella terza giornata, dove invece il TD Santa Marinella ha vinto in casa per, attenzione, Vasquez, vantaggio Vasquez, parata diciamo il Santa Marinella, che ha vinto 5-1 in casa con l'Aranova nell'ultima gara, in quella precedente, vale a dire la seconda, un pari 3-3. Altra vittoria, la prima 1-0 contro il Real Castelfontana. Qui si accendono un po' gli animi. Arduini commette fallo, l'arbitro lo ammonisce. Ammonito Arduini, e abbiamo, dopo aver ricapitolato le squadre contro le quali i risultati ottenuti hanno giocato Active Network e TD Santa Marinella, protagonisti di questa quarta giornata di Serie C1 Girone A. Nel frattempo si è fatto male al ginocchio, probabilmente Sandoval, speriamo non sia nulla di grave, ma si tocca dietro al ginocchio e prova a piegarlo. Ricordiamo quindi che alla quinta, nella prossima, l'Active Network andrà a giocare in casa del Villa Aurelia, mentre il TD Santa Marinella ospiterà la Virtus Anguillara di mister Roberto Manciuria. Dovesse
terminare la gara con questo punteggio, dovesse vincere l'Active Network, la formazione di Viterbo salirebbe a quota 10 punti, rimanendo a ridosso delle primissime posizioni in classifica, partendo a pari merito rispetto al TD Santa Marinella in questa gara. Entrambe le squadre arrivavano terze a 7 punti, e più avanti per quanto riguarda, seppur di poco, la differenza reti, l'Active Network, che con 16 gol fatti e 10 subiti prima della partita era avanti ai 9 gol fatti e 4 subiti del TD Santa Marinella. E qui deve difendersi da un calcio di punizione con Pego, che sembra intenzionato ad andare in porta. Ce ne sono due messi in barriera da Sandoval. Parte Pego appoggia il sinistro di Hernandez, palla che rimbalza pericolosamente da quest'altra parte. Hernandez è spinto, ma con mestiere secondo il direttore di gara. Allora fallo laterale che viene battuto, è rientrato e si vede Donati, allora c'è Rotta, va da Sandoval. Arduini, sempre la solita giocata, poi il pallonetto direttamente da quest'altra parte. Un'ottima idea da parte di Hernandez, che vorrebbe la pressione alta dei propri compagni sul invece rinvio di Sandoval, che spiove dove Vasquez può ottenere semplicemente una rimessa laterale che fa comunque incamerare ossigeno nei polmoni di un Active Network che ne ha bisogno, perché ha visto ridursi il proprio vantaggio fino al 2-4 del TD Santa Marinella, che rimane quindi a 2 reti di distacco in partita anche in questi ultimi minuti. Il direttore di gara, con un applauso ironico del pubblico, sottolineato da un applauso ironico del pubblico, va a fischiare il faro all'Active Network. Anche in questo caso i giocatori con la maglia blu scura stavano puntando direttamente la porta di Rolando Sandoval. Perez, la giocata per Iglesias. Perez, Piovesan non porta a casa la rimessa che stava invece chiedendo al direttore di gara. Perez, Hernandez, Pego su Vasquez, immobilizza il pallone con la sola Vasquez, lo serve ancora Perez, un errore, poi Pego, la giocata di Pego sottolineata dal voto di disapprovazione del pubblico, ma Perez può andare col destro, finta e controfinta, troppo elaborata, poi la lasciano ancora lì. Errori dei giocatori in campo che sicuramente in debito d'ossigeno iniziano ad avere meno prestanza e controllo del pallone. La prontezza di Perez qui nell'evitare un avversario, servendo Vasquez, l'intervento forse è falloso, Piovesani interviene, ma è bravo Hernandez a chiudere. Arduini, sale ancora Sandoval lasciando sguarnita la propria porta. C'è Rotta per Arduini, c'è Rotta, c'è ancora Arduini largo, vediamo se vuole caricare la conclusione Arduini, no, si va da Sandoval. Di nuovo il numero 2, sentenziatore del TD Santa Marinella, arriva un fallo di Pego su Donati, chiamato lo schema, è uscito addirittura il portiere, no scusate, è entrato Damiano Leone per il TD Santa Marinella. L'arbitro dice fischierò io, va a contare i passi, la distanza. 3 minuti al termine. Scusate, 2 minuti al termine. Quelli segnati ora dal direttore di gara, il recupero di questa quarta giornata di Serie C1, Girone A, quando Arduini viene messo un po' in difficoltà dal retropassaggio del compagno, ma si disimpegna bene. Poi un buon passaggio dentro, forse con la mano il tocco di Vasquez. Proteste fragorose del TD Santa Marinella, che in area di rigore ha visto sfumare una buona occasione. Qui il lancio direttamente sul petto di Vasquez, che va prima col sombrero e poi direttamente in porta, quando però aveva già riguadagnato praticamente la posizione. Sandoval, doppia tripla trattenuta da quest'altra parte, un giallo mostrato, un eccesso di foga. Abbiamo perso, inquadravamo, eravamo pronti con il rinvio di Roberto Sandoval, quando da quest'altra parte le grandi proteste degli attaccanti delle TD Santa Marinella hanno fruttato un'ammonizione per i ragazzi di De Santis. Ammonizione per Damiano Leone. Rinvio di Sandoval su De Fazzi. Incina il pallone in area di rigore, De Fazzi è sfortunato perché il rimbalzo non lo premia. Ha già rimesso Diago Ferreira per la corsa di Hernandez. Hernandez, il miracolo di Sandoval qui. Ma che giocatore è Ordi Hernandez, quando va ad accelerare, ad aumentare i giri della propria corsa, a convergere verso quel mancino.
davvero impossibile fermarlo, unisce poi a una gran rapidità di gambe, un'intelligenza tattica fuori dal comune e anche una potenza nel tiro, c'è da dire. Abbiamo visto nel primo tempo nelle due reti che alla fine stanno risultando decisive per il punteggio, col TD Santa Marinella che opera gli ultimi disperati attacchi sotto di 2 gol in casa dell'Active Network, che difende con gli unghie e con i denti il vantaggio di 4-2 nella quarta giornata. Palla allargata sulla destra per De Fazzi di fronte al suo avversario. De Fazzi ha il problema di dover cercare un compagno libero, in teoria con il portiere in movimento dovrebbe essere opera più semplice, ma chiude bene la formazione di Salvicchi. Allora Donati controlla Tiago Ferreira che poi va a terra sulla pressione di Piovesano, anche calcio di punizione conquistato dall'Active Network quando arriva il triplice fischio del direttore di gara. Finisce qui al CUS Viterbo l'Active Network con merito dopo una gran gara, vince 4-2 contro il TD Santa Marinella nella quarta giornata di Serie C1 Girone A. Ci sentiamo alla prossima.